Carissimo, carissimo. Ma sempre più... Più cosa? Non mi viene. Più cosa? Più brava, più... Perdonami, ma devo salutare. No, questa niente, camera. ragazzi, niente, si è arreso. Saluto lei. Vabbè. Anica! Vabbè, Anica. La è rimasta telecamera così, dell'artrosi cervicale, ma dell'artrosi ultimo, ma non cervicale. ultimo, che ci leva tutti i Mamma danni. mia, che bello! Lo zio Gianni! Lo zio che Gianni, bello, zio ragazzi! Gianni. L'altra volta me l'ha detto, ma Desiree, così mi hanno detto che Desiree, ci piacciono le sorprese? Cioè cosa? A te le sorprese piacciono? Certo che mi E dove le puoi piacciono. trovare le sorprese? In uno scatolino, in un Che dono? ne so, in un regalo, nell'uovo Kinder. E facciamo una sorpresa in un primo. E come la fai una sorpresa in un... Cioè, nel senso che non mi dici cosa cucini? No, in che una senso? sorpresa in un primo, per esempio in un pasticcio di lasagna. Dai, mi Il piace. pasticcio come lo facciamo? Lo facciamo Di solito con ragù. o lo facciamo con la zucca, o lo facciamo Con gli col spinaci. pesto, con gli epinardi, brava, ma te lo puoi immaginare un ragù fatto con una bella crema di patate? No, non me lo Un immagino. bel pasticcio di lasagna con la crema Non me di lo immagino, E voglio andiamo ad vedere. operare. Dai. Andiamo ad operare. Accendiamo. Ma lo zio Gianni, senti, ha origini messicane per caso? Ha origini un po' messicane lo Da zio parte Gianni? di mamma. Sì? Da parte di mamma Era messicana? era messicana. Ah. Da parte di papà era australiano. Ah, Capito? caspita. E lui è nato in Kenya. Cioè, capito? Perciò, Perché guarda un po' che contaminazione, viaggiavano tutti, pazzesco. capito? Sì, è una cosa impressionante, ecco. E allora prendiamo un soffritto che abbiamo precedentemente precedato. Una volta che abbiamo fatto vedere che sappiamo tagliare. Tutto, ragazzi, Mi porgi un tutto. cucchiaio rosso? Un cucchiaio a te? No, il cucchiaio rosso, sto parlando prima dello zio. Certo, perché adesso la puntata diventa quindi giusto. Che bello lo sfrigolio del soffritto, è una cosa meravigliosa. Mi fa impazzire. Bellissimo, ragazzi, bellissimo. Attenzione qua e andiamo a girare. Nel frattempo noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto la pasta, l'abbiamo tirata e l'abbiamo bollita precedentemente e chiusa Nel reparto, qui quello per asciugare nella carta da forno. Volevo Chiaro. dire una cosa, quando usate la carta da forno per questi lavori non la buttate, perché poi asciugando si ritorna perfetta. No, ma sai che anche quelle lì del supermercato hanno la carta forno per non fare... No, dico no, è un'informazione anche... Cioè, è la mia partner in un programma di cucina e mi dice queste cose. Bene, ma no, ma per dire... Allora, quindi che stiamo facendo? Soffritto. Ma lo senti questo odore del soffritto che Mamma si chiama mia, ragazzi, come l'abbiamo soprannominato? SCC. SCC, sedano, carota, cipolla. Sedano, carota, cipolla. A questo punto che ci fa questa bella fritturina e per ovvia convenienza io cambierei lato. Cambiamo lato. Capito? Questo lo chiudiamo e per ovvia convenienza Cioè il profumo già. è impressionante. Solo di questo è impressionante. Ci deve essere un ragno qui, mon amour. Questo piccolino, no? Questo più piccolo? Sì, ecco. Ora che abbiamo questo bel soffritto che si sta sentendo pienamente, che facciamo? Andiamo a prendere queste patate che abbiamo tagliato, diciamo, i tagli come sono? Quale ti ricordi tu? Grossolani. E tu come ti ricordi? I tagli Brunoise. Questo invece sai come si chiama? Quando i tagli sono più grossi, sempre regolari. Muzzum. No, mirepoix. Ah, mirepoix, ragazzi. Questo è il taglio oggi mirepoix. a Muzzum si chiama mirepoix. Allora. Ah no, serve quello! Un pezzettino, dai. No, regia, tagliamola questa è sconcia questa cosa. Che ci fa? È sconcetta questa. Prendiamo dell'acqua. Lo dici sempre tu che la nostra è TV Verità. Allora, che stiamo facendo? Abbiamo messo le patate nel sedano, carota e cipolla. E come vedi non sto aggiungendo subito l'acqua, sai perché? Perché? Perché voglio che mi butta un bel po' di amido. Deve buttare l'amido, il in fondo modo di che cottura, poi... ragazzi. Esatto. Giusto? Così, vedi? Per cui noi dobbiamo lasciare che cuocano. Così. E a parte, ora ci possiamo mettere l'acqua. Mettiamo l'acqua. E mettiamo anche un coperchio. Sì, te lo prendo? Sì, Desi. Te lo prendo. Grazie, Desi. Mi prendi il questo. Ok. Credetemi, siamo arrivati dove dovevamo arrivare.
sta diventando una cucina veramente kitsch, veramente. No, ma che come- no, dai, non no, dire dai. kitsch, perché non esiste Dai, con per noi, favore. ragazzi. La Allora, classe è... In questo frattempo ci Sì. prepariamo ciò che andremo a mettere in mezzo a ogni strato di lasagna. Di lasagne, insieme alla dai, crema. spiegaci Ed è un qua. po'. Ed è qua, la mortadella. Lo sai come la chiamano al nord la mortadella? La mortazza? Brava. Mm. Brava. Belle, quindi delle fettine così un po' grossolane. Sì. 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 Ti piace? Sì. Sì. Fate così, vi aiuta a fare il taglio Sì. dritto, no? Tipo un vezzo. Ma che affettatrice, tutto Mamma uguale, mia, eh. ragazzi, guarda. Ma che affettatrice. Non so perché sento Scioccante, che... scioccante, ragazzi, Sento- scioccante lo questa, sentivo. ragazzi, scioccante, Sentivo la bene, mortadella. sentivo bene. Buona, io l'hai comprata. Eh? Buona. In farmacia. Ci vai con la ricetta. Questo lo mettiamo qua, Buona, buona. questo lo togliamo. Buonissima. Ma l'hai assaggiato un po' di mortadella? No. A quest'ora no. E poi questa non si tocca. Anche questa la fai così Sì. a slide? Sì, brava. E allora che cosa abbiamo messo nelle patate? Le patate abbiamo messo l'acqua. L'acqua? Abbiamo messo l'acqua. Sì, dico, ma prima che abbiamo fatto No, un hai detto soffritto, no, non mettiamo l'acqua. poi l'abbiamo messa. Ah, l'hai messa. Vedi, guarda. Allora, Però abbiamo detto un soffritto facile di... facile, recappo io. Recappa. Sedano, carote e cipolla soffritte, abbiamo messo le patate, questo taglio fatto un po', diciamo, a come vi capita. A mirepoix, un taglio tipico francese. No, è un taglio grossolano. Un taglio grossolano. Abbiamo aggiunto l'acqua e sta andando in cottura. Nel frattempo abbiamo fatto le lasagne. Sì. Stiamo affettando la fontina e la mortadella. Questa è una lasagna particolare, diciamolo, Sì, giusto? sì, molto sì, particolare. molto particolare. È una lasagna diversa. Diversa. Di solito noi che cosa facciamo? Facciamo dei condimenti sempre Esatto. di sempre, la ragù, le cose come avevamo detto prima. Nel frattempo che la patata ci cuoce, Sì, prendiamo prendiamo. una bella padelasa. Aspetta. Perché la seconda ricetta Sì, sarà in padella. ragù di pesce. Ragù di pesce, caspita. Ragù di pesce. Ragù di pesce, E va allora bene. mi occorre quel tagliere, mon Questo amour. vuoi? Sì, Te lo presto? sì. Peccato. No, me l'ero conservato per dopo. That's incredible. E prendiamo il pesce. Allora, Eccolo qua. Cominciamo a toglierci. pesce spada e salmone abbiamo fatto, giusto? Sì, e anche seppioline. E anche seppioline. Che è E anche successo? gamberoni. E anche gamberoni. Bene, quindi, e sono due primi, allora, Sì, questi oggi due primi. giusto? E questo ragù di pesce come lo fai? E ora te lo Che sto ci facendo metti? vedere, no? Fettuccine, cosa ci metti? No, il pasticcio. Ah, lo metti lì! Pasticcio con crema di pesce. È ricetta unica? Yes, Quindi tutto pasticcio oggi. yes. E come infatti la Patate e puntata si mortadella. chiama E che pasticcio? Le lasagne. In pasticcio. No, la sorpresa In in una lasagna, in un pasticcio una di lasagna. lasagna. E stiamo tagliando il fish. Ma quanto è buono sto pesce spada. Sì. Tu lo sai che il pesce spada è monogamo? Sì, l'abbiamo detto tante È volte. vero, è vero. E c'è la famosa canzone di Modugno. Sì, Com'era? che prendevano il pesce spada la la femmina. femmina, sì. No, anzi il maschio. E dire come faceva? Lo vitte, piglialo, dai. È meschino. Vabbè. E la femminetta che anceva ci andava appresso perché essendo era innamorata dello suo pesce. Ma dico, ti sembra il caso? Di che? Ci stiamo tagliando il pesce spada, lo stava mangiando e lui fa la storia Ormai, dico lui, è andato, però. Poi Vabbè, tagliamo un allora. po' di salmone.
Quindi pesce spada a dadini, salmone a dadini, Fresco, non è affumicato. fresco. Così. Salmone ne mettiamo di meno, perché ne mettiamo di Perché meno? ha un sapore Perché il particolare, salmone troppo è forte. bello forte. Prendiamo questa seppiolina, la tagliamo così. Ora, se la signoria vostra vi mette un po' d'olio Qua. nella padella e me la fa partire, io gliene sarei grata. Ecco qua. Me la fa partire la padella. Parti. E col sensore, com'è questo? Là, l'altro, Questo, l'altro. aspetta. Ok, questo. È partito? È partito. Ora, cominciamo dalla seppia. Sì. E intanto diamo un'occhiata qui, guarda come sta diventando. Vedi? Bellissima. Bellissima. Mentre questo già comincia a sfrigolare, mettiamo la seppia. Io farei una cosa per non fare danni. Guarda che ti faccio. Per non essere troppo calda? No, per non sporcare il giro con il pesce. Ah. Quindi lo mettiamo mettiamo. 1 a 1? Sì, Ok, allora. Lasagne particolari. particolare. Molto Una sorpresa, particolari. sorpresa nelle lasagne. Che ti devo dire, ormai si vedono in tutti i modi Eh. le lasagne, però queste Queste sono qualcosa di diverso. Mi desiree un po' d'aglio? No, un po' d'aglio? l'aglio? Sì? Non lo mettere qui che è sporco. Adesso morivo. Ok. Dove lo metti? Nelle seppie? Certo. Così. Ecco qua. E poi andiamo a mettere Il salmone. la spada. Intanto Che mi devo fare? tritureresti un poco di prezzemolo? Ma certo. Senti, ma nel prezzemolo il gambo ci va o no? No, No, quindi senza gambo. metti di qua, qua. Ma guardate che maestria. Guardate che maestria che si ritrova. Guarda. È impressionante. Scioccante. Ammazzo, me ne dai metà di quello? Metà? Sì. Ah, me lo potevi dire prima, scusa, dove No, lo metto? metà già tritato, qua, Qua? qua. Questo lo conserviamo, Guarda, così, lo metto Sì. qua, in un angolino. Allora, a che punto siamo? Le patate sono cotte. Hai messo un po' di No, sale? sì. No? Hai messo lì il prezzemolo? Sale, prezzemolo. E ora dobbiamo fare, sai che cosa? Cucinare. Spegniamo Spegniamo. e iniziamo la preparazione della crema. Ok. Va bene? Questo intanto va avanti così. Il salmone lo metti dopo? Sì, Ok, quindi... così mi rimane un po' più di sapore. Se non sbaglio, consigli per i consigli? Dai. Consigli per i consigli. Veloce, consigliamo, veloce. Con sorpresa, consigli per i consigli. Allora, Qui c'è l'altro pesce, il salmone, Il che salmone. lo mettiamo in ultimo. Così. Mentre questo va avanti, così, lo andiamo a sfumare massima potenza, giusto? massima E lo sfumiamo. potenza perché così evapora l'alcolico. Brava. Ce l'hai un bicchiere? Devi bere pure? Non lo so. No, perché con la mortadella dico mi è Certo. rimasto, ci voleva un po' qualcosa per sgrassare. Ah, ho capito. Vabbè, allora, quindi che stiamo facendo? Diamo una bella smaceratura perché questa deve diventare praticamente una crema. Una crema. Aiutandoci come? Che ne so, Col col sistema, frullatore? No. col sistema della non Della- bechamel. Faccio così. L'ouverture. Senti che c'è ancora l'alcol del vino? Sì. Significa che non devi abbassare il fuoco. Ah, le patate le fai con questo direttamente? E questa diventa una crema di patate, in sostanza, In questo giusto? momento è quasi un purè.
ma noi la dobbiamo fare diventare crema di patate. Perché andrà a condire a strati La lasagna con la sorpresa. lasagna. Allora, secondo E me la sorpresa qual è? È questo, che è ce la questo mangiamo. condimento. Esatto, la sorpresa è che ce la mangiamo. Un pensiero a... Bravo ragazzi, il nostro Totino veramente, guarda. Sai quante persone mi fermano per strada e mi lo dicono, so, veramente lo so. è così brava a cucinare? Io Me la dico prendi sì. quella farina, amore? Quella? là, sì. Dai, Dai. Mi dai un cucchiaio? certo. Ma chérie. Ai, ai, ai. Tieni. Allora, Tu lo sai che c'è San Valentino, no? sì, Ed è la festa. degli innamorati. E un innamorato disse alla sua donna: amore, Amore. oggi è San Valentino. Sì. Sono tutto fuoco. E quello ci fanno anche di Sant'Antonio. Il fuoco di Sant'Antonio. Ragazzi, pensavo quasi stesse per dire una cosa. Senti, lo assaggio No, quel ragù? ancora no. Secondo te no? Secondo te no? E vabbè, assaggialo, Lo dai. assaggio, cosa vuoi sapere? Deve Se è sfumare cotto? ancora un poco il vino. Deve sfumare. Vuoi sapere se è salato? Sì, tutto questo, ma una volta sola, però non mi bisogna 4 volte. No, è una volta, la forchetta è pulita, l'ho presa mentre da lei là. assaggia, io che cosa ho fatto? Ho messo della farina, d'accordo, nel composto di patate e poi aggiungo un po' di latte. Sempre Buono, buonissimo. Buonissimo. Tu stai facendo il purè praticamente. no, non è un purè più, è proprio una crema. Questo lo poserei e mi aiuto con una frusta. Oddio. Lo levi questo motore, Gioia? Certo. Io ti ho per questo, a te, vita mia. No, io penso che un assaggio solo sia sufficiente. Dici? Sì, ne sono Allora, convinto. questo lo posiamo quindi, lo mettiamo qua da parte. Ok. Che stai facendo? Se vuoi lo metti qui nel cassetto, Gioia. è C'è il suo quello. posto. No, è che qua. non ti volevo disturbare, No, per capito? carità. Va bene. Allora, quindi, crema di patate. Ora questa devi assaggiare. Questa l'assaggio, va bene. E che cos'è, ragazzi? Allora, Ci vuole il sale. prendiamo il sale. Ma ci vuole anche un altro poco di latte. Così. Poi le dosi dove le vanno a trovare? Me le Gioia? diamo dopo. A fine puntata Esatto. c'è la grafica. Oppure su Sicilia Play, il nostro Brava. canale YouTube, c'è tutta la ricetta proprio, ve la spieghiamo passo passo. Diciamo Allora. che siamo 1 chilo di patate e mezzo litro di latte. E mezzo litro di latte, va bene. Bene? Sì. Ok, nel frattempo Sì. con un mestolo mi metti 2 mestoli di fumetto di pesce, che non è altro che brodo di pesce, in questa cassarola. Sì. È già fatto? Non c'è un mestolo più grande. No, è più grande. Facciamo uno? Poi dice che Facciamo io... uno? Sì, facciamo uno, va bene. Che poi metti, non ti preoccupare. Ok. Cucchiaio. E Ecco. andiamo a mettere, guarda, una bella dose di 2 cucchiai di Bellissimo. panna. Così. Mi ci spolvererebbe del pepe, madonna. Vabbè, poso questo. Qua. Questo. Sì. Quello è. Lo vuoi Qua, qui? qua, Ah no, qua. qui. Glielo metto un po' qua, ci sta? Basta, sì, anche nel pesce. Ci sta, sì. dai. Certo che ci sta. Ok, questo si può spegnere, perfetto. Ok. Ora- Allora, abbiamo preso il frullatore a immersione, mettiamo il composto in una bowl, Ok. prendiamo il frullatore e gli dobbiamo dare una Polpetto. lieve rompitina, così. Una lieve frullatina, deve rimanere così, diciamo, grossolano, giusto? Brava. Un po'. Come se fosse un macinato, Come se vedi? fosse un macinato, però di pesce. Togliamo questo, togliamo questo.
voilà. E rimettiamo Bravo, tutto in bravissimo. padella. Rimettiamo tutto in padella. Questo te lo regalo se lo puoi posare. Va bene, lo poso io, dai. Andiamo a mettere il cucchiaio di farina mentre lui bolle, così, così, e con la frusta, ci deve essere un'altra frusta qui, incorporiamo questa farina così e poi con il fumetto Sì, che facciamo? me lo versi con il mestolo qui. Certo. Quanto ne vuoi? Così? Dai, versa, versa. Poco? No, versa, te lo Tanto? dico io quanto. Ah, Per il momento va fermati. bene? Per il momento. Ecco qua. Lo allunghiamo un altro pochino. Ancora? Sì. Sta venendo bene, giusto? Vai. Così? Ora dobbiamo incorporare il brodo nella farina. Buono, buonissimo. Mi dai quel prezzemolo a quell'aglio? Ok. Buttiamo tutto giù. E abbiamo le basi pronte per farci questo bellissimo pasticcio. Togliamo tutto, prendiamo una teglia e facciamo il pasticcio con le patate, che queste ce l'abbiamo. Ecco qua. Bella questa teglia. Sì, bellina. Scusi signora, un mestolo piccolo. Ecco qua. E andiamo a prendere il composto patatifero. Sì? Tu mi avvicini le lasagne nel frattempo Sì, eccole. e mettiamo il composto Che devo fare? patatifero qua. Le apro? Sì, certo. Guarda, senza romperle. Voilà. E voilà. Prendiamone una, così, e lo andiamo a mettere qui. Con un fondo che abbiamo. La telecamera della cervicale me la inquadri questa? Brava. Poi andiamo a mettere La mortadella. la mortassa così. Mamma mia, ragazzi. Così, Ma che lasagne così. vi fate? Che lasagne vi preparo? Eh? Che? No, dico, in generale, dico. Che ha detto? Scusate, non ho sentito. Che lasagne Gentilmente la tagliamo questa. vi prepariamo, dai, è giusto anche lui. Grazie. Madonna. Lei è veramente gentile. Mamma quasi- mia, ragazzi, la fontina. Ma voi quasi che mi immaginate la commuovo. mortadella, la fontina, la crema di patate, cioè questa va fatta, eh. Questa va fatta, guarda che c'è qua. E dove siamo? Andiamo ancora con crema di E patate. dove siamo? Dove? E mettiamo questo. Niente, scioccante, guarda, veramente. E dopo questi 15 strati di lasagne Andiamo a mettere. andiamo a finire col parmigiano che si andrà a bruciacchiare sopra, giusto? Brava. Per fare quella gratinatura. E lo andiamo a mettere in forno. E l'andiamo a mettere in forno. E E questa alla è via una. così. Ok, passiamo al pasticcio di pesce. Dai, Ok, qui c'è il condimento, un cucchiaio, quello cucchiaio grande, una cucchiaiata di condimento così, così, e andiamo a stendere. Nel frattempo, non so se lei lo vorrà fare, Madonna, mi servirebbe che di 2 calamari li dovrebbe tagliare. a Questi come li vuoi sì, fatti? A pezzettini? Sì. a dadini? Tipo Sì, piccoli? Sì. Ecco qua. Come vedete, brava. E questi li rimettiamo qui. 1, 2, anche più piccoli. Ecco. Poi andiamo a mettere un altro strato. Mi togli la carta, amore. Come vedete questa teglia è un po' larga, capito? Non la potevi fare più piccola? No, scusa? la teglia questa va bene, è larga, poi
sai, in cottura possono succedere Che non tante prendevi quella cose. più piccola? No, Che c'è? due devo mettere. Che vuol dire due? Due soli e due interi? Che ne so. Ora che è bello composto, lo passiamo al In forno. e andiamo in forno, dai. Ok, eccoci qua. Pronti? Pronti per partire. Per andare Alla dove? grande, dove andiamo? Assaggiamo. Assaggiamo, no? Assaggiamo, amo. Assaggi. Assaggiamo, Io dai, non posso allora, assaggiare. puntata particolare dei pasticci di lasagne, buoni, buoni. Questo è il pasticcio a base di patate, crema Nuovi, di patata. nuovi, devo dire, mai visto, con questo che praticamente l'hai usata come se fosse besciamella. Ma che è? Che è successo? Si è ristretta la teglia. Si è ristretta, guarda un po'. Ti ricordi che era là? Perché certo. Non ci arriva. E dobbiamo parlare con la produzione, questa qualità di taglia non è buona. Restringe, Stringe in scusa. forno. No, ma sai, io pensavo che qualcuno se l'era portata e se l'era dimenticata, Ma capito? no, Ma no, no. si è ristretta. E adesso sai che facciamo? Assaggiamo. Assaggiamo. Sono per cui pronta. prendiamo due bei piatti, così. Io comincerei da quello di patate, perché? Perché è più delicato come sapore. Dai, va bene. Va bene? Sentito la pasta? Sentito. Prodotto centrale. Mamma mia, sì, è vero. Centrale c'è il concentrato del condimento, no? Esatto. Spingi. Illuminami. Guarda, vedi, sono aumentati gli strati. Mi è arrivato un colpo di mortadella così. Ma Dopo. potrei... No, Ah, giusto. no. E questo va bene, possiamo andare avanti? Lo devi finire? Ma questa ricetta È mia. è tua? Sì, Guarda, veramente. è mia. E adesso Me la scrivi? tolgo questo per passare a questo. Me la scrivi? Senti la croccantezza della... Non me ne dà buona una, mangia, non dice niente, il pubblico lo vorrebbe sapere. Non si parla con la bocca piena. Non capito. Cioè tu dovresti stare tutto il giorno zitto, perché mangi sempre. Allora? Guarda, veramente 10 lode. Arrivederci, con questo vi salutiamo e non vogliamo sentire più parlare. Ma poi Basta. chic, chicchissima. Va bene, Questo ciao. ragù, questo... Ciao. Lasagne in crema di patate. Per le lasagne 500 g di farina di rimacino, 5 uova. Per la crema di patate 1 kg di patate, soffritto di sedano, carote e cipolle, rosmarino quanto basta, 150 g di fontina, 100 g di parmigiano. Lasagne in crema di pesce. Per le lasagne 500 g di farina di rimacino, 5 uova. Per la crema di pesce 500 g di pesce spada, 8 gamberoni, mezzo bicchiere di latte, un cucchiaio di farina, mezzo spicchio d'aglio, fumetto di pesce recuperato dalla bollitura delle teste dei gamberoni.